Ben ritrovati amici di Calcio Padova TV, altra bella serata di calcio a 5 al Palagozzano di Padova. Padova che continua a vincere, è giunto all'8ª vittoria consecutiva in campionato e ha consolidato sempre più il suo secondo posto in classifica. Padova che nel campionato di C1 quest'anno ci sta veramente facendo divertire. Questa sera di fronte ci sarà il Futsal Giorgione, squadra di media classifica, 23 punti in graduatoria, squadra che ormai sembrerebbe essersi tirata fuori dai bassi fondi della classifica, quindi non corre alcun rischio per quanto riguarda eventuali play-out o retrocessione. Il Padova invece, dicevamo, ha consolidato il suo secondo posto in graduatoria a quota 40, davanti c'è soltanto lo Sporting Altamarca che di punti ne ha 49, poi il Padova che grazie alle 8 vittorie consecutive ottenute nelle ultime 8 giornate di campionato ha davvero distanziato le inseguitrici, che al terzo posto ci sono infatti a pari punti Montecchio e Sedico con 34, poi il Rossano con 33, la Team 31, Verona 28, Gifema Diavoli 26, Futsal Giorgione con l'Euro Giorgione, le due squadre di Castelfranco a quota 23. Poi il Murazze a 18 insieme con lo Sporting Padova, Cosmos 17, Perarolo 16, Santomio 13 e Badiese a quota 12. Entriamo subito in cronaca diretta agli ordini degli arbitri Giuriola di Rovigo e La Bombarda di Este. È quasi tutto pronto per dare inizio a questo match valido per la quarta giornata del girone di ritorno. Ultime raccomandazioni a parte degli arbitri. Fischio iniziale, quindi è partita la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di C1 di calcio a 5, Padova contro Futsal Giorgione. Formazione di Castelfranco in casacca rossa. Fra l'altro c'è da sottolineare che questa squadra è formata da tutti under praticamente, tranne 4 giocatori, tutti gli altri sono under, e quindi è davvero una politica quella del Futsal Giorgione piuttosto interessante, politica che serve proprio a lanciare i giovani nel campionato difficile come quello di C1. C'è subito un'occasione per il Padova con il tiro di Celin in diagonale e la ribattuta in calcio d'angolo del portiere del Giorgione. Padova in completa tenuta nera, subito all'attacco, vuole mettere subito al sicuro il risultato. Buona l'iniziativa, lo scambio con Carraro, il tiro di prima intenzione di Mattia Vettore con un pallone però che termina molto distante dai pali della porta della formazione trevigiana. Si riparte dal portiere con questo lancio lungo in avanti a cercare Manfron, poi il pallone che viene contrastato da Celin, palla che termina fuori. È il Giorgione adesso che prova a venire in avanti con la rimessa di Cerantola, il tocco all'indietro per Duda, viene in avanti anche il portiere, poi prova ancora Duda, buona la sua iniziativa, pallone messo in mezzo, poi Crepaldi deve intervenire per sventare un eventuale pericolo. Pallone ribattuto in avanti, si riparte da una rimessa laterale a favore della squadra in casacca rossa. Ancora Duda, si fa vedere, contrasto ancora di Crepaldi, poi il tocco di Mattia Vettore con palla che termina fuori. La Bombarda di Este indica che la rimessa spetta al Giorgione con questo pallone dato all'indietro per Cerantola, poi palla non controllata bene da Zandonà, rimessa per il Padova che viene avanti con Capitan Carraro, lo scambio con Crepaldi, quindi Celin, ancora Crepaldi, Celin, si fa vedere Vettore che riceve il pallone dato ancora indietro, poi il controllo ancora di Carraro, c'è gran movimento in avanti, Crepaldi, quindi Mattia Vettore che deve trovare
la via del gol dopo un periodo un po' appannato. Ancora ottima iniziativa e poi il pallone in mezzo proprio davanti alla porta, però c'è la respinta di un difensore del Giorgione. Buona iniziativa del Padova con questo doppio scambio Vettore-Crepaldi, pallone poi messo in mezzo. Attenzione ancora a Carraro che poi si fa anticipare all'ultimo momento, voleva tentare il tiro in porta il capitano del Padova. E ancora Carraro che prova ad impostare, quindi Mattia Vettore che si gira bene la sua posizione, poi dà all'indietro. Era riuscito a saltare un paio di avversari, contrastato all'ultimo momento, poi Cellin, ancora Vettore prova l'azione di sfondamento, palla deviata da Duda. Ancora la rimessa in gioco, Carraro, lo scambio con Cellin, pallone ancora in mezzo, tenta la conclusione al volo Carraro, viene anticipato all'ultimo momento e allora si può ripartire ancora da Duda, l'appoggio in direzione di Cerantola, anzi di Manfron, poi Duda ancora, viene avanti adesso il Giorgione, contrasto efficace da parte di Crepaldi, poi il tocco difettoso di Zandonà con palla che termina fuori. Non è successo praticamente nulla in questi primi 2 minuti e mezzo di gioco. Una buona incursione di Cellin e un altro tentativo poi di Mattia Vettore che è in possesso di palla in questo momento, viene però fermato. Attenzione al contropiede da parte di Zandonà, poi l'apertura verso Manfron, ancora lui che prova poi a disimpegnarsi sulla destra, il pallone però li termina oltre la linea laterale. Ci sarà una rimessa per il Padova e quindi Crepaldi che imposta ancora su Carraro. Ancora Crepaldi, viene avanti, supera la linea di metà campo, si fa vedere Cellin, riceve, ancora Crepaldi, quindi Vettore si gira bene, poi al momento della conclusione viene ostacolato da Cerantola. Poi c'è il rilancio lungo con palla che termina fuori, Padova che controlla, quindi piano piano si va riempiendo anche questa sera il Palagozzano, che ormai ci ha abituati ad essere sempre riempito nelle occasioni di campionato. Poi questo Padova sta dando soddisfazioni in questo periodo, dicevamo viene da 8 vittorie consecutive, un record che non era mai accaduto. Così come un record sono le realizzazioni di Marco Androni, il portiere del Padova, portiere che in questa categoria fa decisamente la differenza, ma si sta rendendo anche produttivo dal punto di vista delle realizzazioni, e già ha raggiunto quota 5, quinto gol ha messo a segno proprio venerdì scorso nella bella vittoria ottenuta in trasferta a Rossano contro lo United per 3-2. Ancora Crepaldi prova il puntone ed è bravissimo da cogersene all'ultimo momento Fior, il portiere, pallone che gli è sbucato davanti all'improvviso. Bravo il giovane portiere del Giorgione a metterci una mano all'ultimo momento a deviare il calcio d'angolo. C'è la battuta di Crepaldi, lo scambio ancora con Vettore, pallone ancora rimesso in mezzo, Vettore che lo controlla, lo dà indietro ad Androni, portiere dai piedi buoni, dicevamo. Ancora Crepaldi, Cellin, buona l'incursione di Vettore che però perde palla, riparte il Giorgione, palla data all'indietro poi per Manfron, ancora Manfron in possesso, tenta uno scambio, pallone dall'altra parte, poi il contrasto efficace da parte di Carraro sul tentativo di Milani, pallone indietro ancora per Fior, quindi attenzione al tentativo, c'è il pallone che balla lì davanti all'area di porta, ci mette una pezza ancora una volta Crepaldi, fa ripartire Mattia Vettore, quindi Carraro
Celin, lo scambio ancora per Crepaldi, pallone messo indietro, ottimo per Celin, grandissimo gol, ma davvero una grande prodezza ancora una volta di Federico Crepaldi, ben lanciato da Celin. Crepaldi è andato sul fondo e poi ha messo il pallone all'indietro, dove Celin a quel punto era tutto smarcato e ha potuto mettere dentro. 1-0 per il Padova. Celin quindi dopo, al 6° minuto di gioco, porta il Padova in vantaggio. Una bellissima azione, ma davvero interessante. Attenzione intanto a Mattia Vettore che va vicinissimo al raddoppio, ruba palla proprio al limite dell'area e poi batte forte in porta con palla che termina sull'esterno della rete. Quindi Padova adesso che vuole raddoppiare subito, ma eccolo qua Grigio che ci prova, poi Mattia Vettore va in contrasto, palla che va sul fondo, ma buon Padova subito dalle prime battute, e soprattutto è importante aver sbloccato il risultato dopo soltanto 6 minuti con Celin. Ma davvero da sottolineare la prodezza ancora una volta di Crepaldi, un no look senza guardare, pallone messo all'indietro proprio dove c'era Celin ben smarcato, che ha battuto secco in diagonale. 1-0 quindi per il Padova. Giorgione che prova a reagire, Androni, possesso palla, il lancio lungo a cercare Grigio, buon pallone, grandissimo, ma spettacolo al Palagozzano, e tutti ad abbracciare Marco Androni per questo assist dalla propria area di rigore. Il portiere, un lancio lunghissimo a cercare Alberto Grigio, che ha messo palla a terra con il petto e poi ha scaravantato in rete. Ma davvero applausi per Marco Androni e per l'ottima realizzazione di Alberto Grigio. 2-0. Davvero spettacolare questa azione del Padova con Marco Androni, che dicevamo portiere che già per le parate, per le prodezze che compie tra i pali fa la differenza nel campionato di C1, ma adesso si sta distinguendo anche per i piedi buoni. In questo caso l'abbiamo visto in fase di assist, un lancio perfetto ad attraversare tutto il campo, arrivato sul petto di Alberto Grigio, che ha messo dentro. Poi Marco Androni, tra l'altro dicevamo, 5 gol in stagione, tanto c'è un intervento arbitrale. Viene fiscato un fallo, anzi no, la rimessa in gioco per il Padova, con Rasula adesso che manovra, pallone poi per Alberto Faggin, che rientra dopo un lungo infortunio, altro giovane che si è distinto quest'anno, è dovuto rimanere assente per lungo tempo a causa dell'infortunio. Finalmente lo rivediamo in campo anche lui. Rasula adesso, poi Paperini prova lo scambio con Faggin che non riesce ad agganciare, palla viene controllata ancora dai difensori del Giorgione con Santi, poi il lancio in avanti, l'intervento di Grigio, buon pallone per Faggin che poi apre su Paperini, tiene il pallone in campo. Rasula, ancora Paperini sul fondo, possibilità di mettere in mezzo, c'è l'intervento in scivolata di Santi che mette il pallone in calcio d'angolo. Padova in vantaggio 2-0 dopo soltanto 7 minuti di gioco. Rasula ancora, questa volta però c'è l'intercetto da parte del Giorgione, ma bravo Paperini a fermare l'azione di contropiede. Poi Paperini, buon pallone per Grigio può andare al tiro, ma c'è la ribattuta questa volta di Fior che esce a valanga, chiude lo specchio della porta. Ancora Grigio prova a servire in mezzo,
capisce tutto il portiere Fiore. Prova ancora Rasula riconquista palla, buon pallone per Fagin che viene contrastato forse anche irregolarmente, lasciano correre gli arbitri. Lo ricordiamo, i due arbitri, Giuriola di Rovigo e la Bombarda di Este. Padova che vediamo che si arrabbia anche Alberto Rodriguez, evidentemente perché non vengono eseguiti alla perfezione gli schemi impartiti dal tecnico spagnolo. Ancora Fior che viene davanti, quindi pallone sulla linea di fondo, c'è il tentativo da parte di Facchin con la deviazione di Paperini, mentre vediamo che il primo arbitro Giuriola va a richiamare proprio Alberto Rodriguez sulla panchina, evidentemente perché si avvicinava troppo al campo. Vediamo ancora che si continua a discutere. Calcio d'angolo intanto per il Giorgione, col pallone dato all'indietro per Fior, l'apertura dalla parte opposta, poi il pallone fatto girare, messo in mezzo, c'è la deviazione di Grigio che mette il pallone in calcio d'angolo. Buona questa iniziativa del Giorgione. Adesso Fior gioca proprio all'altezza della metà campo, quasi nelle funzioni di portiere di movimento. Ancora Fior in possesso, quindi pallone indietro ancora, quindi sempre Fior, continua 1-2 con poi questo scambio, tentativo di tiro e poi ancora un'occasione per il Giorgione con pallone che finisce in rete. Sulla conclusione di Santi c'è forse una mezza deviazione a centro area, pallone finisce in rete spiazzando Androni e quindi il gol del 2-1, Giorgione che accorcia le distanze con Santi. Adesso però bisogna prestare attenzione perché la partita si era incanalata nei binari giusti, non vorrei che questo gol avesse riacceso qualche velleità nella formazione trevigiana del Giorgione. Al 10° minuto, quindi gol di Santi per il Giorgione. Poi c'è questa iniziativa di Fior, la porta è vuota e allora ci prova Fagin, pallone che viene deviato. Bravo Fagin a provarci perché il portiere era completamente all'altezza della metà campo. C'è stata una deviazione che ha cambiato la direzione del pallone e così anche Fior ha potuto rientrare tra i pali. Attenzione adesso che riparte ancora una volta il Giorgione con questo tentativo di Campagnaro, ancora per Fior, ormai stabilmente portiere di movimento. Con questa tattica però il Giorgione intanto ha accorciato le distanze riaprendo la partita. Vediamo che anche il tecnico del Robson Angelo Marani, tecnico del Giorgione, viene richiamato perché si avvicinava troppo alla linea del campo. Rasula, Fagin chiedeva uno scambio con Rasula, poi il pallone finisce nel vuoto e allora può ripartire ancora Fior che deve superare la linea di metà campo, quindi Santi l'autore del gol, palla data all'indietro, quindi buono l'intercetto da parte di Paperini che se ne va, brutto fallo qui con ammonizione giusta, brutto fallo per De Oliveira, intervento pericoloso in scivolata su Paperini e quindi è giusta l'ammonizione del secondo arbitro, la Bombarda.
che decreta anche il calcio di punizione per il Padova, che si appresta a battere Rasula. Va proprio nell'angolino del calcio d'angolo Alberto Grigio, evidentemente si vuole mettere in atto qualche schema particolare, perché poi c'è Paperini completamente alla parte opposta. Vediamo infatti che Rasula va al centro e poi Grigio che prova addirittura la conclusione diretta in porta. Si arrabbia come sempre Alberto Rodriguez. Due a 1 fin qui, grazie alle reti di Cerin al 6° minuto, al 7° ancora Grigio per il Padova, e poi al 10° minuto ha accorciato le distanze Santi per il Giorgione. Giorgione quindi che mantiene in vita il proprio match. Nonostante il vantaggio, nonostante la partita pulita che il Padova sta disputando, vediamo che Alberto Rodriguez è piuttosto animato nel dare consigli alla propria squadra, alza anche la voce, quindi evidentemente alcune cose ancora non gli piacciono, non vengono disputate a dovere come vorrebbe lui. Si ritorna in campo sul 2 a 1, siamo esattamente a metà del primo tempo. Ricordiamo che il Giorgione è squadra formata da molti giovanissimi, sono soltanto 4 i giocatori non under, tutti gli altri sono under 21. Lancio lungo, intanto c'è l'intervento di Rasula, poi interviene Milani che mantiene il possesso, ma la palla era già uscita prima del tocco di Paperini, e quindi la rimessa aspetterà al Padova. Entra anche Edgar Chames, eccolo qua, il possesso di palla, lo scambio con Crepaldi. Chames, ancora Crepaldi, poi non trova il filtrante, Chames recupera palla il Giorgione, Paperini che la difende, quindi Androni che poi è costretto a metterla fuori perché ha attaccato da un avversario, quindi palla spedita fuori. Intanto vediamo che primo arbitro vediamo che evidentemente agli arbitri non va bene, perché che alcuni bambini mettessero i piedi oltre la balaustra che divide il pubblico dal campo di gioco. Vabbè, molto pignolo questo direttore di gara. E si riparte, si torna a giocare, 9 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Chames, Paperini, ancora Chames, non trova il filtrante, allora Crepaldi può ripartire, quindi Chames ancora, Paperini, Rasula, ancora Rasula, riesce a mantenere il possesso, quindi Crepaldi, passaggio a centro area dove si era smarcato Paperini, c'è la deviazione di Milani, rimessa ancora per i biancoscudati, in casacca completamente nera questa sera, quindi il tocco di Chames, poi pallone scodellato dalla parte opposta con Crepaldi che riesce a recuperarla, e poi la conclusione di Rasula con palla che va a sfiorare l'incrocio dei pali. Esce Paperini, rientra Carraro, quindi Santi, Carraro viene attaccato, perde palla, riparte Campagnaro, piccoli passi, prova il tiro, Androni, e poi
dopo la prodezza, palla che era rimasta lì sull'intervento di Milani. Androni è stato costretto a mettere in calcio d'angolo. Pallone scodellato all'indietro per De Oliveira, quindi Fior. De Oliveira, Fior, non si intendono i due, rimessa che spetta ai biancoscudati, riparte Carraro, quindi Crepaldi, Rasula si fa vedere, Carraro, Rasula, ancora Crepaldi e quindi Androni si fa vedere. Intanto Crepaldi, c'è il lancio lungo, la respinta di testa di Fior, poi De Oliveira, allora Chames controlla, lascia che il pallone termini sul fondo. Rientra Celin, l'autore del primo gol, gol realizzato in apertura proprio al 6° minuto di gioco. Crepaldi, Celin, palla fuori. Girandula di Cambi ancora nelle file del Giorgione, rientra anche Zandonà, quindi De Oliveira, Zandonà, attaccato da Cellì, ancora De Oliveira, quindi Santi l'autore del gol del Giorgione, che mantiene in vita la formazione trevigiana in casacca rossa, quindi ancora Campagnaro, quindi attenzione al tentativo di Zandonà, recupera Crepaldi, poi c'è il contrasto con Campagnaro, ancora Crepaldi, viene fischiato fallo a Crepaldi, attenzione perché il Padova è il suo terzo fallo di gioco, quindi un attimino più di attenzione in questo frangente a 7 minuti e 10 secondi dalla fine della prima frazione. Calcio di punizione è per il Giorgione. Sulla palla va Zandonà. Molte discussioni con questo arbitro, Giuriola di Rovigo. Allora ancora Zandonà, il tocco su De Oliveira, quindi Fior, Campagnaro, ancora il lancio e capisce tutto Androni e poi respinge lungo, palla che era anche ben indirizzata ma Fior era già retrocesso tra i pali, poi Carraro, adesso c'è la possibilità di contropiede da parte del Padova con Crepaldi, pallone in mezzo per Celin che non riesce nella deviazione decisiva. Buona comunque l'iniziativa da parte del Padova. Riparte De Oliveira, Zandonà, Padova in attacco, in pressing adesso, alza il baricentro, De Oliveira, vedete viene pressato da Chames, ancora Chames e poi Crepaldi che gli mette la palla fuori. Zandonà alla battuta per Fior, quindi Zandonà, quindi Celin controlla l'appoggio all'indietro ancora su Androni, attenzione Androni viene attaccato, Androni poi è costretto a mettere la palla fuori perché erano già trascorsi 2 secondi di suo possesso, non poteva rischiare oltre. Portiere del Padova, pallone indietro per Fior, quindi De Oliveira, Campagnaro, ancora De Oliveira, Campagnaro e poi pallone gettato via. 5 minuti e 50 al termine del primo tempo, risultato sempre 2-1 per il Padova, però la partita rimane viva dopo i 2 buoni guizzi. Palla che non sembrava uscita questa palla, comunque
l'arbitro era lì, ben appostato. Il secondo arbitro, la bombarda di Est, dice che era uscita. Poi cambia idea, restituisce palla al Padova e quindi si riprende con Chames che va a servire Crepaldi. Lo scambio con Celin, ancora Crepaldi, pallone poi a cercare ancora Chames. Fior può ripartire, lancio lungo per Campagnaro, c'è l'intervento ottimo da parte di Crepaldi, poi Androni, quindi Carraro attaccato anche lui, Crepaldi è in pressing adesso il Giorgione, si libera bene il Padova, poi Chames, ma ancora palla per Zandonà, quindi Chames riparte con Crepaldi, ma Chames fa tutto da solo, velocissimo, c'è un fallo commesso da De Oliveira e c'è una munizione anche per lui. Questo fallo era stravolontario perché Chames se n'era andato in velocità. Attenzione perché è arrivato anche il cartellino rosso. Sì, De Oliveira deve abbandonare il campo. Esatto, è uscito De Oliveira, evidentemente si è attardato nelle proteste il giocatore del Giorgione, dopo la munizione si è beccato la doppia munizione, quindi espulsione di De Oliveira e quindi Giorgione che giocherà per 2 minuti con un uomo in meno, salvo gol del Padova. Sapete come funziona per regolamento in caso di espulsione. Si ritorna in campo dopo un minuto di sospensione, ma con il Padova che adesso può giocare con un uomo in più per 2 minuti dovuto all'espulsione di De Oliveira, che si è beccato il secondo giallo dall'arbitro Giuriola. Quindi vediamo il Padova adesso con un uomo in più, ha la possibilità di arrotondare. Carraro sul pallone, il tocco per Crepaldi, quindi Paperini, buono però la difesa di Cerantola, ancora Crepaldi, Paperini, Carraro, c'è Barotto, anzi Vettore sotto porta, ma Paperini perde palla, allora riparte il Giorgione ancora con Cerantola, poi Paperini, poi l'appoggio su Mattia Vettore. Padova che ha un uomo in più e fa fatica a gestire questa fase di gioco. Poi Paperini, ancora una deviazione, intervento ancora una volta del primo arbitro. La rimessa che spetta a Paperini, quindi Carraro, Crepaldi, ancora Paperini, ovviamente Giorgione che spera di trascorrere indenne questi 2 minuti, ancora Crepaldi e poi Mattia Vettore che mette in mezzo, c'è la deviazione di Duda, pallone indietro, Carraro, Paperini, puntone, deviazione ancora di Duda, rimessa laterale, Paperini, Carraro, c'è Crepaldi qui, poi Paperini prova, Carraro, Paperini, Carraro, ma non trova il varco giusto il Padova che ha un uomo in più. Attenzione, pallone in mezzo e poi Crepaldi, e poi Crepaldi ancora, riesce a lottare come un leone e poi però non trova mai lo spazio per andare al tiro, ma bravissimo ancora una volta Crepaldi. Poi Carraro, Paperini a pallone in mezzo a cercare Mattia Vettore, poi però riparte Duda
Palla fuori, 3 minuti e 38 al termine del primo tempo. Ancora 30 secondi per il Padova, almeno ci sembra aver capito, 30 secondi di superiorità numerica per il Padova. Quindi Carraro, Paperini, pallone in mezzo, ancora Carraro, potrebbe provare il tiro, poi buon pallone per Crepaldi, ancora Carraro, ma non trova lo spazio. Crepaldi, ancora Carraro, prova adesso il tiro, c'è Mattia Vettore sulla traiettoria, controllo di Androni, ancora per Paperini, quindi Crepaldi, Paperini indietro per Carraro, ancora Paperini, esce il portiere e poi attenzione al contropiede, sarebbe assurdo prendere un gol in contropiede in superiorità numerica, poi buon intervento, palla che termina fuori, non riesce a controllare bene Fachin, palla che aspetta ancora al Padova che in questa fase finale del primo tempo dovrebbe arrotondare per stare un po' più tranquillo. Siamo solo 2-1. Paperini, attenzione a perdere palla e alla fine è Carraro che mette fuori, quindi c'è la rimessa per il Giorgione che ritorna a giocare con 5 uomini. Sono passati quindi 2 minuti dovuti all'espulsione di De Oliveira. De Oliveira rimane negli spogliatoi, entra però un altro giocatore, a questo punto si ritorna in parità numerica. Attenzione ancora a Santi che ha già messo a segno un gol, c'è l'uscita di Androni, palla poi che rimbalza addosso a Santi e quindi la rimessa aspetta il Padova, ma vediamo che viene chiamato Androni che aveva appoggiato su Carraro, evidentemente Carraro viene fatta ripetere perché Carraro aveva toccato palla all'interno dell'area di rigore. Androni, quindi Rasula, Mattia Vettore, buono l'appoggio su Rasula che però non controlla bene, nulla di fatto. Padova quindi che ha sprecato l'occasione per andare sul 3-1 potendo sfruttare 2 minuti di superiorità numerica. Rasula, Santi, ancora pallone per Fachin e poi viene fischiato un fallo, vediamo se è così oppure viene fischiata solo la rimessa. No, è stato fischiato il fallo a Rasula, attenzione perché il Padova ha commesso il suo 4º fallo e antifior. E quindi attenzione Manfron, prova il tiro, poi Androni, poi la respinta, poi Celin che prova ad andarsene, ma ancora Giorgione in avanti con Santi, quindi Duda, quindi Milani, ancora pallone ribattuto da Carraro, palla fuori, rimessa per il Giorgione con Fior che fa da portiere di movimento, ancora lui possesso palla, quindi Duda. Ancora Duda e poi manca l'aggancio Fachin, palla regalata alla Padova che può ripartire, Mattia Vettore la difende, quindi Rasula si fa vedere Celin, poi è Carraro che chiama palla all'indietro, meglio controllare in questo momento, 1 minuto e 15 alla fine, però il Padova avrebbe meritato il terzo gol che avrebbe potuto permettergli di starsene un po' più tranquillo in vista della pausa dell'intervallo. Ancora Carraro e poi ha sbagliato l'appoggio di Rasula per Celin, molti errori sul piano dei passaggi da parte del Padova. Vediamo che Andrea Rozzato, il vice Rodriguez, prende appunti, evidentemente sta stilando le tabelle di pregi e difetti di questi ragazzi che ci stanno dando delle buone soddisfazioni quest'anno, secondo posto in classifica più che consolidato, però chiaramente da buoni tecnici vogliono arrivare sempre più vicini alla perfezione. Intanto vediamo che ancora il Giorgione prova a venire avanti, 33 secondi di gioco, Fior, ancora Fior,
poi un pallone buttato via malamente. Androni può ripartire, appoggio su Carraro, pallone poi scodellato al centro dove Rasula difende bene, ancora Carraro si fa vedere, eccolo qua che riceve Carraro, prova il tiro, poi Rasula e poi il controllo di Vettore che dà all'indietro ancora per Androni, quindi Celin ancora e poi arriva la sirena. Finisce il primo tempo, Padova in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Celì e Grigio, ma quel gol di Santi per il Giorgione mantiene ancora aperta questa partita e quindi tutto da seguire anche il secondo tempo a fra poco. Secondo tempo di Padova-Giorgione, 2-1 il risultato dopo i primi 20 minuti di gioco effettivo del primo tempo, partita che rimane ancora incerta dopo una buona partenza dei biancoscudati che erano andati subito in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Celin e Grigio, ma poi a metà del tempo c'è stato il gol di Santi che ha tenuto ancora in vita la formazione trevigiana del Giorgione, che adesso vuole assolutamente portarsi a casa almeno il pareggio. Padova quindi che deve ancora soffrire molto in questa ripresa, deve stare molto attento perché sarebbe un peccato sprecare la buona serie di vittorie, siamo arrivati a 8 vittorie consecutive fin qui in campionato, sarebbe un buon record aggiungere anche la 9ª vittoria, quella di questa sera contro il Giorgione. Siamo sul 2-1, bisogna rimanere in partita, prestare molta attenzione, non distrarsi e puntare dritti alla vittoria anche in questo match che consoliderebbe sempre più il secondo posto in classifica del Padova nel campionato di C1. Mattia Vettore, buon pallone per Grigio che prova addirittura il pallonetto, bellissima iniziativa questa di Alberto Grigio che è stato sfruttato poco a nostro avviso nel primo tempo, buono ancora Grigio nell'azione di rimessa, poi Crepaldi, quindi buon pallone per Mattia Vettore che torna al gol, finalmente Mattia Vettore torna al gol. Mattia Vettore proprio in apertura al primo minuto del secondo tempo, gol di Mattia Vettore, Padova quindi che va sul 3-1 ed era anche ora che Mattia Vettore ritrovasse la via del gol e adesso questo 3-1 permette al Padova di respirare un po' dopo il tentativo di rimonta da parte del Giorgione, ma anche la partita è andata al Padova, pur vincendo per 4-3, aveva trovato diverse difficoltà contro questi giovani trevigiani. Ricordiamo che il Giorgione è formata da quasi tutti under. Adesso c'è un calcio di punizione, si incarica Duda. Parte Duda che prova addirittura la botta e deve impegnarsi Androni in questa respinta con un tuffo sulla propria destra, calcio d'angolo per il Giorgione, pallone dato all'indietro, ancora Duda, ci fa vedere il solito movimento Fior che fa proprio da portiere di movimento, eccolo qua, il possesso di palla supera la linea di metà campo, poi ancora per Duda, prova la botta e poi Androni che prova a sorprendere tutti, ma attenzione perché ci riprova Santi e ancora Androni si getta a terra impedendo il gol al capitano del Giorgione, batti e ribatti. Androni però sul piano delle parate sempre grande stile e molta efficacia, poi è Crepaldi che controlla, poi Androni che sparacchia in avanti, pallone che rimane buono, Fior però è già rientrato, poi rilancio in avanti non controllato da Santi e quindi una rimessa laterale che Mattia Vettore ha battuto
offrendo poi la palla ad Androni, quindi ancora Vettore autore del terzo gol proprio in apertura di secondo tempo. Poi un pallone calciato in avanti, ma la palla era già uscita, quindi primo arbitro Giuriola di Rovigo lì ha ben appostato a pochi passi, decreta la rimessa in gioco per il Padova. 2 minuti e 8 secondi giocati fin qui. Crepaldi, buon lavoro di Grigio, palla però che finisce fuori. Riparte il Giorgione con Santi, quindi viene avanti Fior, ancora Fior, quindi tentativo di Facchin e poi protestano i giocatori e anche la panchina del Giorgione per un fallo subito da Facchin. Padova comunque che è già ripartito. Paperini, ancora Crepaldi, Grigio, Paperini, Crepaldi, Vettore, si muove bene il Padova però non riesce ad avanzare, poi ottima azione ancora di Crepaldi che tenta di mettere in mezzo, c'è la chiusura di Santi, allora Mattia Vettore prova la botta e c'è la deviazione da parte di Milani, palla che viene messa in calcio d'angolo dalla battuta a Paperini. C'è intervento ancora di Giuriola che va a richiamare il capitano del Giorgione Santi, molto pignolo Giuriola, l'abbiamo visto anche in alcune occasioni del primo tempo. Intanto Paperini dall'angolo, pallone scodellato in mezzo, salta Grigio, c'è la respinta di Fior, Grigio alla rimessa in gioco, Crepaldi, Padova più convinto in questa ripresa, Mattia Vettore prova a girarsi, poi controllo di Fior che mette in movimento di nuovo Santi, poi il pallone in avanti per Facchin che però non riesce a controllare e allora ci sarà ancora una rimessa in gioco a favore del Padova con Androni che lascia l'incarico a Grigio. Crepaldi, quindi Grigio, Paperini, ancora per Grigio che difende bene, poi potrebbe andare anche al tiro, pallone messo in mezzo, ancora Grigio e poi l'ultimo tocco è di Paperini. Bravo Grigio a difendere 2 volte questa palla difficile. Fior, quindi Duda, attenzione perché prova spesso il tiro da lontano, poi Santi, ancora Duda, poi non può fare altro che mandare il pallone in avanti, bravo Vettore a difendere, poi lancio lungo di Androni come era successo nel primo tempo, un lancio molto simile che Grigio allora aveva controllato con il petto per poi realizzare il gol. Poi Mattia Vettore, palla, poi rimane a terra Santi che nella scivolata finale forse è andato a sbattere contro il muro del Palasport, rimane a terra dolorante il capitano del Giorgione, vengono chiamati anche i sanitari dalla panchina. Forte contusione per Santi sul è andato a colpire forse proprio lo spigolo della colonna nella scivolata nel contrasto con Vettore. Nulla di grave, si è già ripreso il capitano del Giorgione che adesso però lascia il campo e quindi rientra Zandonà ed è proprio Zandonà che si appresta a battere il tiro dall'angolino, pallone all'indietro per Duda, quindi Fior
Ancora Fior, prova la battuta, tiro alto, controllato da Androni, non ci sono problemi, e allora si può ripartire proprio dall'estremo difensore bianco scudato Carraro. Rasula, Paperini, adesso pressa alto il Giorgione, in 4 addirittura nella metà campo del Padova. Il Padova è costretto a buttare via palla e allora Fior viene in avanti, supera la metà campo, ancora Fior dopo lo scambio, quindi Milani, poi sbaglia Fior, rientra anche Facchin, quindi Paperini, Carraro, Rasula, bravo Facchin qui a difendere palla e poi anche a girarsi, poi Carraro che dà all'indietro per Rasula che può controllare, Paperini, Facchin, e poi c'è un pallone ribattuto da Duda, ancora Rasula, ancora Carraro, si fa vedere Facchin e poi c'è l'autogol clamoroso autogol da parte di Manfron sul lancio in avanti di Rasula. Manfron ci ha messo un piede nel tentativo di anticipare Facchin e invece ha messo il pallone nella propria porta, quindi andiamo sul 4-1 con questo autogol di Manfron. Al 6° minuto del secondo tempo. Ancora Fior prova ad addirittura andare al tiro, clamoroso autogol questo di Manfron. Padova quindi che va sul 4-1 a 14 minuti dalla fine del match, non vorremmo dire, ma insomma il risultato adesso ci lascia un po' più tranquilli. Intanto Duda, quindi il tocco indietro per Fior, ancora Duda, scodella in avanti, c'è l'intervento su Milani, rimessa per il Padova, ancora Duda, quindi Campagnaro, Zandonà, Duda, Milani, Zandonà, non controlla bene Milani, poi spedisce direttamente fuori. Adesso sembra un po' smarrito il Giorgione, che aveva ritrovato un po' di coraggio dopo quel gol a metà del primo tempo, quel gol di Santi che gli aveva riacceso le speranze. Adesso dopo i 2 gol nel secondo tempo del Padova il Giorgione sembra un po' afflosciarsi e quindi Padova che adesso può giostrare con più tranquillità. Palla fuori, rimessa per il Giorgione, il tocco all'indietro ancora per Fior, quindi Duda, poi Campagnaro prova il tiro, Androni che controlla come sempre tra i pali, è bravissimo il portiere del Padova, poi perde palla Rasula ma la riconquista Celin, quindi Carraro, ancora Facchin, è lui che tocca per ultimo, la rimessa che aspetta al Giorgione. La gioca male in questo caso Fior, palla quindi spedita fuori, fase di stanca in questo secondo tempo, siamo sul 4-1. Ancora Carraro, viene attaccato, spedisce in avanti, la palla è buona, è ancora buona la palla, anzi no,
c'è la rimessa laterale e vediamo poi alla fine Padova che perde palla. Santi anche lui sbaglia la rimessa e quindi da posizione errata. Dicevamo l'arbitro Giuriola molto pignolo, piccoli particolari che fanno sì parte del regolamento, a volte però si può anche soprassedere. Tanto Padova che alla fine batte in maniera regolare. C'è un fallo di Campagnaro nel tentativo di pressing su Rasula. Campagnaro che viene anche ammonito per proteste. Non sfugge nulla al signor Giuriola di Rovigo. Rasula la battuta per Cellin, quindi Androni che viene attaccato, è costretto a liberarsi del pallone velocemente. Si arrabbia ovviamente Alberto Rodriguez dalla panchina, non accetta queste situazioni. Il pallone deve essere gestito in un altro modo. Intanto Duda, pallone che filtra, c'è la deviazione di Faggini, poi Androni che tenta di sorprendere fuori dai pali Fior. La direzione del tiro questa volta è sbagliata. Fior allora può ripartire con l'appoggio su Campagnaro, quindi Duda, ancora Duda che viene avanti, insiste nella propria azione, ancora Duda, si libera, poi un tentativo di conclusione con palla che va sull'esterno della rete controllata da Androni, poi Celin guadagna una rimessa, allora l'ha già battuta. Pallone poi per Carraro, ancora su Rasula, bravo a restituire al capitano del Padova, poi Celin, dribbling, poi c'è un fallo di Campagnaro. Fallo netto e anche un'altra ammonizione per Campagnaro. Altra ammonizione e quindi nuova espulsione nelle file del Giorgione. Campagnaro che era stato ammonito, è stato ammonito nuovamente, doppia ammonizione, e abbandona il campo anche Campagnaro, lamentandosi anche con l'arbitro di sedia. E adesso il Padova avrà altri 2 minuti di superiorità numerica. Vediamo se questa volta saprà sfruttarlo, cosa che non è riuscito nel primo tempo. Calcio in punizione per il Padova, superiorità numerica per 2 minuti. Carraro sul pallone. Molte discussioni anche in tribuna fra i tifosi del Giorgione, che se la prendono con il secondo arbitro, la bombarda di Este, per aver ammonito per la seconda volta Campagnaro. Rasula intanto dopo la punizione di Carraro, ancora Rasula, Carraro, c'è Celin tutto solo, la tira su di sé 2 avversari. Allora, adesso potrebbe far girare palla con più velocità per mettere in difficoltà l'avversario, e proprio sotto porta Faggini non riesce nella direzione decisiva. Si rimane sul 4-1 per i biancoscudati. C'è il lancio lungo poi di Fior che restituisce il pallone ad Androni, mette in movimento Rasula, viene in avanti il Padova, ancora Rasula, e ancora poi Faggin sotto porta, è bravo Fior a deviare il tiro a botta sicura di Faggin, quindi Rasula, ancora Rasula, e poi Celin da 2 passi non riesce a mettere dentro. Padova che davvero non lo vuole realizzare questo gol, e poi Fior non si capisce cosa voglia fare con queste spinte lunghe, cerca di mandare il pallone più lontano possibile, evidentemente per far trascorrere un po' di secondi. Ancora Rasula, ancora Faggin, poi in possesso palla, poi lo perde, attenzione, poi vedete che quando entrano in possesso di palla i giocatori del Giorgione cercano di mandare il pallone più lontano possibile per far trascorrere qualche secondo, in attesa che scadano anche i 2 minuti di inferiorità numerica. Ancora Carraro, quindi Rasula, ancora Carraro, Celin, buon pallone adesso per Rasula, poi Faggin, pallone in mezzo, alla fine Zandonà, poi c'è un fallo fischiato a Faggin e c'è ammonizione anche per Faggin.
molto fiscali gli arbitri questa sera, cartellino facile. E allora Fagin esce, lascia il posto a Tiso. Si riprenderà col calcio di punizione per il Giorgione per il fallo di Fagin, ammonito, ha lasciato il campo, al suo posto Tiso, poi Fiore che rilancia in avanti, ma Androni può rimettere in movimento proprio Tiso, il nuovo entrato, quindi Carraro, ancora Carraro, appoggio su Rasula, pallone filtrante, Tiso, Fagin e poi ottima azione con il gol di Tiso, ottimo scambio Tiso-Fagin. Triangolo che si chiude proprio davanti alla porta con Tiso che da pochi passi non ha difficoltà a mettere dentro. Tiso appena entrato, quindi firma il 5-1 per il Padova. Ottima azione questa dei biancoscudati che hanno sfruttato l'uomo in più. E adesso si ritorna in parità numerica perché il Giorgione, avendo subito il gol, può rimettere in campo il quintetto, però già 2 uomini titolari sono stati espulsi, De Oliveira e Campagnaro. Intanto Padova che a questo punto può controllare agevolmente il match, ottimo lavoro adesso di Celini che converge e poi tenta di servire la parte opposta a Tiso, ancora Tiso, riconquista la palla, poi il pallone indirizzato verso Celini, poi Carraro, ancora Tiso, Tiso, buon lavoro, ottimo lavoro di Tiso con la suola del piede, palla fuori, la rimessa per il Padova con Carraro, appoggio all'indietro ancora per Rasula, ormai Giorgione sembra aver tirato i remi in barca, sono svanite le aspirazioni di rimonta. 5-1 per i biancoscudati con Tiso adesso, poi Celin Chames che rientra in campo, il giovane Juniores, attenzione intanto l'uscita poi del portiere Bello che ha sostituito Fior. Celin, poi Rasula, Chames, Rasula che poi sbaglia l'appoggio, attenzione intanto a Zandonà e poi viene fischiato fallo a Zandonà. Quindi Celin si riparte con Rasula in possesso di palla, Tiso, Celin, lancio in avanti, ancora rimessa per Duda, quindi Bello che appoggia su Santi, ancora Duda, ancora Santi e poi alla fine bravo Celin a rubargli palla, riparte il Padova, Rasula subisce fallo da dietro, c'è l'ammonizione per Santi, ammonizione anche per lui, stasera scrosciano i cartellini gialli. Chames per il calcio di punizione, siamo sul 5-1, 7 minuti e 42 al termine, grigio Chames, Celin Androni, poi tenta il solito schema, rilancio in avanti a cercare Grigio che comunque entra adesso in possesso di palla, poi Chames, ancora Chames,
Grigio buono per Ciames, potrebbe andare al tiro, tenta un pallonetto sul portiere Bello. Quindi Grigio, Celin, buon controllo di Tiso, autore del quinto gol del Padova. Ancora Tiso, buono lo scambio con Ciames, ancora Tiso che mette in mezzo, controllo di Duda. Quindi palla ancora in possesso del Giorgione, Zandona prova, poi sbaglia l'appoggio, allora Tiso può ripartire in velocità, salta un avversario, mantiene il possesso, poi dà indietro a Grigio, quindi Celin ancora va ad imbucarsi, alla fine perde palla, attenzione a commettere fallo. Il conteggio dei falli, 2 per il Padova, 4 quelli commessi invece dal Giorgione, che adesso rischia anche i tiri liberi. Bello, Duda, Bello, buono l'anticipo di Grigio, poi però Milani riesce a mantenere il possesso di palla, poi Duda, Zandona, ancora Milani prova a far tutto da solo, e bravo ancora una volta portiere Androni, insuperabile in queste occasioni, chiude lo specchio, mette in calcio d'angolo sulla conclusione di Milani. Calcio d'angolo già battuto, Duda, pallone ancora per Bello, quindi Duda, pallone alla parte opposta con il tiro di Fachin, palla che finisce fuori. Celin, Tiso, riparte il Padova, buono l'appoggio su Grigio che controlla, è costretto però a tornare sui propri passi. Allora Grigio che riparte, cambio intanto volante, applausi arrivano dal gradinate perché c'è stato un cambio volante fra Androni che ha lasciato il posto al portiere Mazzucato, c'è spazio quindi anche per Matteo Mazzucato. Tra i pali del Padova. Grigio, quindi Celin, ancora Grigio, controlla bene, poi Celin può mettere in mezzo perché si era smarcato Grigio, e poi alla fine bravo Celin a insistere nella propria azione, a guadagnarsi la rimessa laterale. Ancora Grigio, Celin, poi Grigio che guadagna il corner perché sul suo tiro c'è stata la deviazione di Duda. Grigio, Celin buono l'1-2, Tiso, Grigio, Celin, si ritorna da Mazzucato che tocca adesso il suo primo pallone. Ciames, Celin, Grigio, Ciames, fa girare bene il Padova, Tiso, quindi Celin, Grigio si gira bene, prova anche il tiro, palla che finisce sul fondo dopo la deviazione di Zandona, quindi la tocco per Celin che prova la botta, palla che termina fuori, esce Celin, rientra Paperini, Zandona di testa, quindi Milani, pallone all'indietro per Duda, partita che ormai non ha più storia, siamo a 3 minuti e 48 secondi dal termine, 5-1 per il Padova. Grigio ancora, buono l'affondo su Tiso, ancora Grigio, buona l'azione, 1-2
fra Grigio e Tiso, pallone di ritorno e poi staffilata di Grigio, pallone però colpito dal basso all'alto, palla che termina troppo alta e allora Zandona tenta l'anticipo, ci ha messo adesso ancora Giorgione che ci prova, il tocco all'indietro, bravo Grigio in anticipo su Zandona dopo l'incursione di Fachin. C'è un intervento arbitrale a richiamare un minuto di sospensione chiesto dal Giorgione. Si ritorna in campo dopo il time out chiesto dal tecnico del Giorgione, Robson Angelo Marani. Risultato sempre 5-1 per il Padova, 3 minuti e 29 al termine. Si riparte con questo tocco all'indietro per il portiere Bello, poi ancora Zandona, quindi Bello, Zandona, Bello. Ricordiamo che il Giorgione ha dovuto accusare anche 2 espulsioni in questo match. E attenzione intanto, poi è bravo Mazzucato a chiudere sull'incursione di Santi, poi il lancio lungo di Grigio, ma riconquista palla e qui stava facendo un grande numero Paperini e questa è da applausi perché davanti alla porta Paperini ha tentato il gol di effetto con un colpo di tacco, una magia, pallone che è uscito di un niente anche perché deviato da un avversario, ma sarebbe stato un gol da grandi applausi. Adesso si fa anche un po' di accademia. Grigio, Ciames, pallone buono per Tiso che rientra e poi prova con il sinistro. Adesso fioccano le occasioni per il Padova, non c'è più partita ormai, Padova sta stravincendo per 5-1. Mazzucato, pallone in avanti in direzione di Grigio, poi ci ha messo, quindi Paperini, Grigio, quindi ci ha messo, Grigio, Tiso, l'affondo, poi ancora Tiso che tocca per ultimo, manda la palla fuori, c'è la rimessa del Giorgione, palla tra i piedi di Santi, poi il portiere Bello usa spesso questo schema, il tecnico del Giorgione, quello di far portare palla al portiere fino alla metà campo. Ciames non riesce però a mantenerla dentro su un passaggio troppo lungo. Santi, ancora Bello, Zandona, sbagliato l'appoggio su Manfron. Ciames, Grigio prova l'affondo, poi viene attaccato da Manfron, perde palla Grigio, Manfron poi se ne libera in direzione di Fachin, poi ci ha messo alla recupera Tiso, ancora ci ha messo, c'è Paperini da servire ma ci ha messo, fa tutto da solo, poi tenta l'appoggio su Paperini, palla che termina fuori, riparte Santi, palla fuori, demoralizzata la formazione di Castelfranco, vede che ormai a 1 minuto e 10 dalla fine le speranze sono svanite. Poi adesso è una grande occasione per Ciames che poi però conclude malamente, la direzione del tiro era decisamente fuori dallo specchio della porta. Tiso, Grigio, Paperini prova la doppia finta, poi il suo tiro viene ribattuto ancora una volta da Santi, 54 secondi al termine, siamo sempre sul 5-1, pallone indietro ancora per Tiso, poi Grigio
fa vedere Paperini che riceve, prova lo scambio con Grigio, c'è la deviazione di Santi, ancora rimessa per il Padova in zona d'attacco a 46 secondi dalla fine. Adesso Paperini che mette in mezzo per Chames che non trova la deviazione, palla spedita lontano poi dai difensori, ricontrollata ancora da Mazzucato per Chames, quindi Tiso. 30 secondi in questo momento, ancora Chames, adesso c'è l'opportunità di andare, ma Chames prova a servire Tiso, ancora Chames, c'è un brutto fallo qui su Chames che rimane a terra, colpito duramente Chames che anche si divincola a terra, Chames colpito duro all'altezza della caviglia, brutto fallo questo di Santi. Qui ci stava tutta la munizione che invece non è arrivata. Urlo di dolore di Chames, colpito duro alla caviglia a 20 secondi dalla fine. Vediamo se riuscirà ad alzarsi Chames, si rialza sì, ma non riesce a rimanere in campo. Peccato, forse è l'episodio più brutto di tutta la partita. Chames che se ne deve uscire colpito duro a una caviglia. E quindi si riprende con questo calcio di punizione a 21 secondi dalla fine, con Paperini sul pallone, fischio dell'arbitro, si riparte Paperini, poi intercettato il passaggio, Santi, ancora Santi che poi però strascina il pallone fuori, siamo a 13 secondi dalla fine, tocco di Fagin per Paperini, 10 secondi in questo momento, Tiso, Paperini, 4 secondi, arriverà la sirena a decretare la vittoria del Padova, anche questa sera nona vittoria consecutiva per i biancoscudati, 5-1 sul Giorgione di Castelfranco, partita che non ha mai avuto storia, Padova quindi che ha strameritato questo 5-1, nona vittoria consecutiva dicevamo, e secondo posto sempre più consolidato in classifica. Con questo è tutto dalla Pala Gozzano, l'appuntamento è sempre qui su Calcio Padova TV per le prossime partite interne del Padova. Padova che viaggia solitario al secondo posto in graduatoria verso quei playoff che potrebbero anche regalarci qualche soddisfazione, è quello che tutti noi ci auguriamo. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima occasione con Calcio Padova TV.